scritta. Mm. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Eugenia Fortuni e Giampiero Monaca questa sera per accompagnarvi alla scoperta dell'educazione in natura, un tema ampio, un tema che ci apre il cuore e che mai è tanto importante come in questo periodo dove siamo stati in casa a lungo e i nostri bimbi, le nostre bimbe sono state lontano dagli amici, lontano dalle classi e vogliamo scoprire che vantaggi può portare l'educazione in natura. Ma prima vi presento il nostro ospite. Ciao Giampiero. Vuoi Buongiorno presentarti? a tutte, buongiorno a tutti, grazie. Ci racconti qualcosa di te, dell'esperienza che porti, di dove sei? Allora, grazie per l'invito. Io vengo da Asti, sono un maestro elementare di scuola pubblica e con una vecchia esperienza scout, tutta la mia precedente vita l'ho fatta sia come scout che come volontario nel WWF di Asti e ho anche un piccolo precedente, insomma 10 anni di lavoro prima di fare il maestro, di essere maestro, come artigiano, e questo mi ha permesso, lo dico sempre perché mi ha permesso comunque di vedere un po' il mondo, non sono passato direttamente dai banchi alla cattedra o alla non cattedra, ma ho visto un po' il mondo e questo mi serve molto spesso per parlare di processi, procedimenti, parlare anche di cosa succede dopo la scuola, quindi qual è il mondo vero, perché il nostro è sempre un mondo bellissimo e protetto, però in qualche modo, o viceversa, è un po' in pericolo, però comunque è un mondo in prospettiva di. E allora io gli racconto ogni tanto che cosa succede dopo, sia nel bene che a volte nel male. E insegno da 15 anni, circa, mal contati, 14-15 anni. E niente, ecco, da quando ho iniziato a fare scuola mi sono guardato un po' intorno, anche perché sono capitato proprio dal nulla. Mi hanno chiamato, mi hanno detto se volevo, visto che avevo vinto un concorso, se volevo insegnare, ho detto vabbè, proviamo, vediamo. E quello che sapevo fare era insegnare ai bambini camminando con i bambini, con i ragazzi. Quindi dopo una prima piccola osservazione dell'ambiente in cui mi trovavo a lavorare, ho trovato dei bimbi che facevano delle cose meravigliose, che erano dei cuccioli d'uomo come ero abituato a conoscerli negli scout, che imparavano facendo e imparavano giocando. Quindi questo mi ha dato il via a dire, beh, allora, se loro imparano giocando, forse una scuola che li rispetti nelle loro esigenze di essere dei bimbi, appunto, che utilizzano certi canali cognitivi e hanno dei certi bisogni legati al loro sviluppo cognitivo e evolutivo, è fondamentale. Quindi attività, sperimentazione, imparare facendo, relazione, condivisione, questi sono il nostro modo di accudirli da adulti verso i propri cuccioli, da accompagnatori, così come fanno le guide alpine che ti prendono e ti portano fino in cima se ne hai le forze, e se no ti aiutano a trovare la tua cima, il tuo punto di arrivo. Svegli invece è un po' dopo aver visto come funziona il mondo, io personalmente ho deciso di regalarglielo questo mondo, anche perché loro mi regalavano il loro continuamente, mi portavano a conoscere quello che è il loro enorme universo emotivo ed empatico, e io allora, oltre che il mio universo emotivo ed empatico, gli ho detto, però guardiamo cosa succede altrove. Io ho conosciuto altri bimbi, o so come vivono altri bimbi dall'altra parte del pianeta, e so anche che una città e una società a misura di bambino è una società che funziona anche a misura dell'adulto, che è meglio, è la miglior società possibile. Allora, nella nostra modalità didattica, noi cerchiamo di prendere coscienza ciascuno di loro della loro funzione di cittadini dell'oggi, cioè giovani cittadini del mondo di oggi. Non gli diciamo studia tanto che poi cambierai il mondo. No, studiamo insieme, giochiamo il gioco dell'apprendere per oggi orientare il mondo. Venendo dalla pubblicità, so quanti soldi si spendono per orientare i desideri dei bambini, che a loro volta orientano gli acquisti dei genitori. Allora noi... Quindi Svegli è il nome, diciamo, della metodologia che tu hai improntato. Sì,
del risvegliarli, del dargli gli occhi aperti sul mondo, fare in modo che loro siano cittadini, oggi, piccoli, giovani, bimbi, ma con gli occhi aperti, le bocche aperte, cuore e cervello in funzione, in modo da dire cose che hanno senso, ecco. E perché poi Bimbi Svegli è diventato Bimbi Svegli in natura? In natura. Lo è sempre stato, nel senso che la mia provenienza scout e la mia provenienza ambientalista, vi dico, nel secondo anno che ero lì in una grande scuola da 700 alunni, grazie alla dirigente Rosanna Sardo che c'era a quel tempo, abbiamo scavato uno stagno didattico all'interno dei cortili della scuola, quindi ci siamo messi lì con la vanga e con la zappa e abbiamo capito cosa voleva dire il volume di un metro cubo di terra sbancato a manina. Quindi una nuce, cioè noi ci siamo portati la natura all'interno della scuola sin da subito. Avevamo terrari, avevamo acquari, sempre facendo attenzione, prima di tutto al selvatico, quindi a garantirci non una voliera bella con i canarini, ma appunto un terrario di formiche. Quindi garantivamo anche che l'animale che eventualmente tenevamo in cattività fosse contento di starci, non potevamo tenere un uccellino, neanche un pesciolino, povera bestia. E anche quando facevamo queste osservazioni di catture di animali, per esempio dallo stagno nostro, che era stato anche vegetato e riempito di biodiversità, garantendo la naturalità, quindi non abbiamo messo la tartarughina tropicale, abbiamo fatto venire bestiole da ovunque, è arrivato persino un gheppio una volta a mangiarsi le ranocchie che c'erano lì, quindi c'era un po' di tutto, ma garantendo anche la salvaguardia dell'animale, quindi si osserva, non si ferisce, si cerca di reintrodurre in natura, perché l'osservazione nostra deve essere dolce. Adesso, poi, negli ultimi 3 anni, è venuto il momento di sgambare di più. È venuto il momento quindi dopo 11 anni di presenza lì in questa grande scuola, sia i rapporti, sia le congiunture, sia l'occasione anche, ha fatto sì che le strade dovessero dividersi, pur rimanendo all'interno dello stesso circolo didattico. C'era questa scuola che da anni versava in condizioni non particolarmente rosee perché avevano sui 20-22 alunni. Siamo entrati con una nostra prima classe e in 3 anni abbiamo completamente ripreso le iscrizioni, per cui adesso quest'anno eravamo a 52 iscritti, quindi da 29 siamo passati a 52. E in questa scuola, è un modo per dire che la proposta di un'educazione che sveglia, di un'educazione in natura aperta, non analitica, che divide i saperi, ma che li integra all'interno dello sguardo del bambino e che può essere svolta per gran parte del tempo in natura, non respinge le famiglie, anzi le attira. Anzi, le attira da 25 km di distanza più o meno. Quindi noi abbiamo un raggio di captazione di 25 km e tra l'altro siamo anche riusciti a dare continuità a un plesso che era in fase di chiusura, quindi i locali, tutti quelli che sono della zona che vogliono e sono gradualmente aumentati, hanno ancora avuto la loro scolina frazionale che comunque secondo me, e l'abbiamo dimostrato tra l'altro in questo periodo. Quindi le città sono andate in crisi in questo periodo. La politica residenziale, perché invece di svuotare un paesino l'avete riempito, e anche sì, con dare prosperità all'indotto economico, perché assolutamente arrivano da 25 km, poi si fermano a prendere il pane, a bere il caffè, quindi proprio una rivitalizzazione a 360 gradi, certo, dei piccoli nuclei abitativi. Addirittura abbiamo un'idea, lo faremo l'anno prossimo, quindi è solo però siete fra i primi a cui lo dico, di fare una vera e propria, una specie di gruppo d'acquisto, non è una invenzione pazzesca, però selezionare i produttori locali e i produttori del giro dei genitori, quindi queste due comunità che si uniscono, che convergono in un grande paniere da cui liberamente ciascuno può acquistare.
o non Quindi acquistare. anche un'educazione che è un'educazione all'acquisto, dove noi sappiamo Esattamente. un popolo di consumatori e che grazie alle nostre azioni di consumo possiamo influire la produzione e, Esattamente. e una produzione sostenibile, quindi favorire una produzione sostenibile. Assolutamente, pensa che la mia esperienza è stata, io sono entrato in scuola provenendo dalla pubblicità e quindi fino al mese prima trafficavo in magliette ecosolidali perché ero schifato dall'idea di far mettere a dei bambini delle magliette cinesi fatte dai bambini, e dopo un mese che ero a scuola i bambini camminavano scalzi, ma non per una mia scelta particolarmente filosofica, perché venivano alla cattedra, perché c'era ancora la cattedra a quel tempo, non l'avevo ancora liquidata, ma mi venivano con la scarpa in mano dicendomi: maestro, maestro, sulla mia scarpa c'è scritto Made in Perché. Cosa vuol dire? Perché gli avevo spiegato Made in China, Made in Viet, e io gli dicevo Made in perché non avevano il coraggio di scrivere Made in China. E che però la fa un tuo bambino, un tuo coetaneo, Quindi abbiamo visto che l'educazione in natura ha dei vantaggi veramente per tutti. Per quanto riguarda i bambini, che cosa succede quando tu porti i tuoi bimbi, che voglio ricordare la fascia di età è quella della primaria, ma primaria. sono modelli questi che si possono tranquillamente estendere alla secondaria e che io invece applico nella mia associazione alla fascia precedente, all'età Certo. prescolare. Che cosa succede quando porti un gruppo di bambini fuori in quelle fantastiche colline dell'Astigiano dove avete questo progetto? La parola bella è, allora, intanto portare fuori significa dare corpo, dare significato a livello sensoriale alla parola educazione. Ex ducere, porta fuori. Quando tu porti fuori qualcuno dai suoi binari quotidiani, qualsiasi essi siano, significa dare una nuova prospettiva come minima base, cioè cambia prospettiva. Ricordiamoci la scena madornale, no, dell'attimo fuggente. Cambia prospettiva, sali sul tavolo. Abbiamo fatto anche quello una volta. Provate a guardare i maestri come diventano piccoli. Proviamo a guardare il bosco. Proviamo a entrare e a osservare com'è prima del nostro ingresso e inevitabilmente dove sono i nostri passi hanno compresso l'erba. Riconosciamo che anche in un momento in cui noi siamo qui per fare ecodidattica, vogliamo bene a ogni singola fibra dell'universo, ma inevitabilmente la schiacceremo una formichina. Dobbiamo farcene carico, che non significa diventare immobili, perché l'immobilità per il terrore di far male a una formichina non porta all'evoluzione, persino la natura uccide e fa piazza pulita delle prede o degli animali anziani o malati. Allora ti riequilibra, ti porta a sentirti docile fibra dell'universo, a sentirti un pochino meno quello che controlla tutto, il padrone assoluto. Possiamo dire che l'alienazione viene meno, tornando anche a quello che tu ci raccontavi prima della tua esperienza di artigiano, quindi di essere come più a contatto con le fasi dei processi, con quelle fasi che portano a dare vita, no? A oggetti, ma anche a oggetti che sono concetti, che sono consapevolezza di sé. Competenze, sia competenze se vogliamo giocarla sul lato scolastico, sia consapevolezza del sé, costruzione del proprio io, tra l'altro l'io migliore. Una cosa che fa venire la pelle d'oca, per esempio, e che mi ha sorpreso, perché direi che una delle poche cose belle che mi sento di raccontare, no? Nel senso che mi viene voglia proprio di dirvi fate così, ma non perché l'ho inventato, ma perché sono i bambini che ti guidano, è la natura stessa che ti guida. Se tu ti lasci condurre con un intento educativo, con una assunzione di responsabilità dell'essere adulto, ma se ti lasci condurre dai bambini e dalle occasioni di educazione che ti vengono generosamente concesse da loro e dalla natura, fai cose splendide. L'esempio è questo: siamo usciti per caso una volta in prima elementare
a novembre, anzi a ottobre siamo usciti, maestro, facciamo la mappa dei pirati? Abbiamo iniziato per caso, io non ero neanche tanto bravo in cartografia quando ero negli scout, onestamente. Noi a febbraio avevamo fatto tutta la mappatura in scala, in pianta di tutti i boschi in un raggio di 3 chilometri dalla nostra scuola, in tutte le direzioni. E i bambini da ogni luogo del bosco sapevano o dire dove era la scuola, dove erano gli alberi, cioè, si sapevano perfettamente orientare, o addirittura sapevano ritrovare il punto sulla carta e orientarla rispetto allo spazio. Sì, A 6 anni. credo che quando si vive il territorio in questo modo, assaporandolo, godendolo, conoscendolo, ci si appropria, e quando ci si appropria del proprio territorio, non lo si vuole perdere, lo si vuole tutelare. Entra nella tua esperienza, costituisce il tuo mondo, e se perdi quel campo, quella collina, perdi qualcosa di te. Quindi è veramente un'azione che entra in profondità, e quasi entra nel DNA di questi bambini, nel DNA della loro cognizione, del loro modo di vedere il mondo, e penso che questi bambini poi saranno portati a voler preservare quel territorio, a innamorarsi. Questo è successo sia quando vivevamo in città. Io mi ricordo quando i giardinieri, per sbaglio, per distrazione, avevano tagliato tutte le erbe spontanee, che per noi erano tutti campioni di vita intorno allo stagno, erano insorti. Hanno scritto, lì hanno voluto scrivere al comune, al settore aree verdi, intervenendo indignati, a tal punto che ci hanno mandato la responsabile aree verdi a chiedere scusa e a ripiantare tutto, addirittura in doppia copia, cioè per ogni pianta estirpata ce ne hanno messe 2. Ma non perché era stata una pretesa, ma erano stati talmente convincenti nella loro esigenza e nel loro motivare l'indignazione di fronte alla estirpazione ingiustificabile di essenze naturali, che era come se gli avessero mandato via un alunno. In questo il parallelo è sul razzismo, perché se tu mi tagli una ginestra oggi, domani mi mandi via Mustafa e io non te lo consento. Oppure mandi via il bambino a... Com'è? Neanche io. Esatto. Sì. È quello, perché la parola ambiente per noi ha 3 significati, entrambi equipollenti, cioè ambiente di relazione, è il bambino di fianco a me, è la persona che viene a trovarmi in classe, quindi è l'umano. Oh, che bell'ambiente di relazioni c'è qua. Puoi vivere anche in un posto meraviglioso, ma se ti stai antipatico l'un con l'altro sei in un inferno. Viceversa, se ci sono belle relazioni, ma vivi in una topaia, cioè la tua classe, la tua scuola è grigia, impossibile, piena di barriere architettoniche, ingestita, fredda, vuota, non amata, non amabile, anche lì ne manca un grosso pezzo. Ma l'ambiente è anche quella casa di cui parlavi tu, no? Questa Gaia, questa contemporaneamente mamma e sorella, mia madre e anche madre con la cucchiarella, quando fa l'acquazzone, fa il temporale, fa il terremoto, fa l'alluvione, mi ricorda che non c'è un muro abbastanza alto per tenere un fiume. L'unica è rispettarla e costruire più in là. Ma è anche la formichina che non deve essere schiacciata, è la farfallina, è il bruco, è il lombrico che esce fuori quando è bagnato, e gli vuoi così bene che 5 secondi glieli dedichi a tirarlo su e metterlo in una siepe. Tanto, cioè, ti viene proprio. Senti, tu ti occupi di questi aspetti in una scuola pubblica. Io mi occupo invece per un ente del terzo settore. Che cosa secondo te
di che cosa avremo bisogno, avresti bisogno tu da parte delle istituzioni, no? Stiamo parlando in un setting, diciamo, politico, quindi immaginiamo di poter avere un rapporto diretto con la politica, che cosa chiederesti oggi per favorire? Oggi di lasciarci cominciare in fretta, Sì. di lasciarci riprendere in fretta, utilizzando tutte le precauzioni possibili e immaginabili, ma su dei dati certi, chiari e incontrovertibili. Quindi io sono sempre per la massima protezione del bambino, sono il nostro bene comune, ma su massimo. Quindi, principio di massima precauzione. Dividiamo le parole, pericolo, rischio. Il pericolo è da evitare sempre, da allontanare. Il rischio è da prendere in considerazione e mettere in atto tutte le procedure atte a attenuarlo al più possibile o ridurlo o eliminarlo quanto e quando possibile. Allora, se noi abbiamo un rischio batteriologico vero e significativo e documentabile, i bambini non vanno a scuola, non devono andare a scuola, se c'è. Se invece basta mettersi una pezza nella quale passa di tutto, o addirittura te la tieni in tasca e ce lo metti tu addirittura, o non la lavi, insomma, allora a quel punto lì vuol dire che non è così grave il pericolo di contagio e non è così immediato. Cioè, tu stai Allora, dicendo da maestro di scuola elementare che tu vorresti riprendere le lezioni adesso e forse anche in settembre, facendo lezioni all'aperto. assolutamente, cominciando con questo, siccome le normative attuali dicono che, perlomeno in Piemonte, attualmente, adesso speriamo che domani non le cambino dopo che hanno sentito la registrazione, però attualmente le norme dicono che all'aperto non c'è bisogno di mascherina. Benissimo, allora noi faremo scuola all'aperto, ci siamo già abituati e quindi cerchiamo di continuare. Siccome faremo ore di scuola in più rispetto ad altri che magari fanno il tandem, eccetera, eccetera, io proporrò una specie di cestino del Monteore e dirò, va bene, allora, i nostri bambini anziché fare 4 ore, 4 ore, 4 ore gruppo A, 4 ore gruppo B, noi abbiamo il gruppo A e B che fanno 8 ore. Quindi abbiamo praticamente fatto 4 ore in più. Teniamocele da parte. Nel caso venga la buriana tremenda, Poi i nostri ritorni in bimbi Covid. potranno stare a casa. Noi andiamo a scuola, loro stanno a casa. E si fanno una settimana a casa se viene il nubifragio, se viene la galaverna, oppure se c'è una nuova recrudescenza ipotetica. Cioè, io sono veramente per fare le cose di buon senso e garantendo la sicurezza totale dei bambini, andando anche oltre le necessità commerciali. Non mi interessa se i negozi devono aprire o no. I bambini sono il nostro massimo patrimonio. Quindi o sono a rischio, e allora se sono a rischio si preservano, punto, o non sono a rischio, e allora si mandano a fare la cosa più bella che possono fare, imparare divertendosi. E stare insieme. Insieme, chiaro. E c'è una domanda da un'ascoltatrice che ci sta seguendo su Facebook, e Valentina Fanti dice: si riesce a far partecipare a questo percorso anche i genitori? Sì, e come? E, e giochiamo cose in casa. Abbiamo una nota amica, Elena Lionello, che segue da 3 anni ormai il nostro progetto. Grande Elena, grazie se ci stai guardando. Che ci dà una supervisione e una nostra scelta comunque del nostro progetto, avere una supervisione del gruppo adulti, quindi non soltanto dei genitori, ma anche di noi insegnanti, come comunità educante che circonda e facilita e vuol bene a questi bimbi che crescono. E quindi noi facciamo un percorso non tanto di osservazione dei bimbi, ma di costruzione di momenti significativi fra noi adulti. Ovviamente tutti sappiamo benissimo che non siamo lì per passare del buon tempo insieme e basta.
Siamo lì in un'ottica comunque di essere il gruppo educante che gravita intorno a questi bimbi svegli, bimbe e bimbi svegli. Quindi c'è sempre sappiamo benissimo che stiamo parlando come insegnanti, come educatori, come zii, come mamme e papà, ma lo facciamo come crescita personale, per essere adulti più efficaci e anche più in sintonia gli uni con gli altri, verso, no? per aiutare i nostri ragazzi che crescono. Anche per essere degli esempi, perché io credo che i bambini imparano molto dall'esempio, quindi se diciamo non si pulisce il nostro sistema, non si affina il nostro sistema, i bambini chiaramente assorbono tutte le nostre contraddizioni, quindi più le vediamo, più le riconosciamo, più ci lavoriamo, più i bambini riescono a evolvere a prendere il nostro esempio e a evolvere da questo. Io ti ringrazio Giampiero e aggiungo che credo che le istituzioni dovrebbero interessarsi a questo tipo di progetto, a questo tipo di possibilità di metodologia educativa e di possibilità educativa. Perché è bene che diventi un patrimonio di tutti, che non resti legato a delle piccole nicchie come nel caso delle realtà private oppure come dire, subordinato all'iniziativa del singolo insegnante. Penso che questo sistema meriti di diventare a pieno titolo parte delle istituzioni. Credo sia necessario un investimento e non sarà un investimento economico, è un investimento di pensiero, di volontà, perché anzi iniziative come queste fanno meglio con meno, fanno risparmiare. È verissimo. La nostra scuola costa pochissimo e costa, mi viene da dire, anche quando ce la lasciano fare senza bastoni fra le ruote, costa anche meno dal punto di vista delle rogne all'istituzione stessa. Sì. Per scherzare io dico sempre, ma guardate che questo tipo di esperienze catalizzano un certo tipo di utenza che invece in scuole generaliste starebbero strette, e siccome sono solitamente anche delle persone molto coscienti che fanno delle scelte oculate, se farebbero girare l'anima a dirigenti e segreterie. Invece sì, da noi si campa più tranquilli così. Sì, la persona critica, che in un altro contesto sarebbe critica, diventa la persona partecipe. Risorsa. Sì. Diventa una risorsa che ha lo spazio per esprimersi. In questo senso il coinvolgimento degli adulti, dei genitori nel percorso è vitale, perché quando noi, mi metto anch'io in questo gruppo, siamo coinvolti, abbiamo spazio per esprimerci, ci sentiamo partecipi dell'educazione dei nostri figli e in una vera alleanza, in un'autentica alleanza col corpo docente e con la scuola, siamo molto più sereni anche nell'affidarli a progetti che ci sembrano strani o particolari. Io tra l'altro mi ritengo molto in sintonia, cioè io voglio essere parte di scuola pubblica, finché potrò cercherò di fare in modo che questa esperienza sia in scuola pubblica, adesso ho parlato molto al singolo, ma ci sono fior di colleghe che sono con noi, quindi siamo un team, non è la scuola di Giampiero, è la scuola dei bimbi svegli, con il loro team e la loro equipe di insegnanti, siamo in 5, di cui 3 storiche e gli altri che sono supplenti annuali. Ma noi anche questa idea di riapertura la stiamo portando al Ministero come sperimentazione nostra, cioè non abbiamo una egida superiore di sperimentazione, ma vogliamo dire, guarda, quando hai degli insegnanti che lo vogliono fare, dei bambini che lo vogliono fare, delle famiglie che lo vogliono fare, mettiamoci lì, guardiamo, poi guardateci pure anche col microscopio e magari da questo vengono fuori delle linee guida per altre scuole che possano o vogliano aprire, non necessariamente in scuola selvaggia, perché ci appoggiamo moltissimo anche alla pedagogia dell'educazione diffusa di Campagnoli e Mottana, quindi si può fare scuola all'aperto e scuola aperta anche utilizzando
il verde cittadino o gli spazi sociali. Certo, sì. Vorrei dare qualche nota, piccola nota tecnica. Quando noi bambini o adulti usciamo all'esterno e usciamo nel verde, sia pubblico, sia poi invece uno spazio, sia cittadino, sia diciamo nella campagna o al mare, nei boschi, ci succede qualcosa di particolare. Il nostro respiro trova più spazio, tutti i tessuti vengono ossigenati di più, quindi il corpo comincia a stare meglio, comincia a funzionare con più facilità. Il verde, tra l'altro, sia per l'ossigeno sia per il colore, abbassa i livelli di stress, quindi si alzano i livelli di ossitocina, stiamo meglio e siamo più recettivi all'apprendimento, perché l'apprendimento non è qualcosa di distante dall'assetto emotivo, dall'assetto ormonale. Avviene ed è più protetto ed è più incisivo quando avviene in una condizione di Benessere, certo. apertura psichica e di apertura del corpo, proprio dei recettori profondi del corpo. Quindi questo tra l'altro abbassa anche, abbassando i livelli di stress, innalza le potenzialità delle difese del corpo. Quindi tutto il sistema immunitario viene rivitalizzato, rinvigorito dallo stare all'aria aperta. Alla luce di quello che sta succedendo nella nostra salute in questo periodo, credo che si capisca, sia intuitivo capire l'importanza di iniziative di questo tipo. Porto fuori i bambini stanno meglio, hanno gli anticorpi più forti e quindi sono più forti anche per stare in contatto, stare bene, preservare la loro salute anche in contesti di virulenza delle patologie come stiamo vivendo in questo periodo. Per non parlare chiaramente del purificarsi da tutti i gas nocivi che produciamo nelle nostre città, ma che sono anche nelle nostre classi. Nelle nostre classi l'aria viziata non è solo un qualcosa di fastidioso, è CO2 che ti addormenta, che ti inquina il respiro, che abbassa le tue capacità di risposta. Quindi ci sono anche tutti degli studi molto approfonditi su queste risposte fisiche molto forti all'ambiente in cui avviene l'apprendimento. Sì. Bene, io mi auguro che oggi io e te siamo riusciti in qualche modo a dare un contributo a quella che io chiamo una transizione, diciamo, dall'ecologia all'ecofilia. Mi Sì. piacerebbe proprio che parlassimo di amore, no? Di amore nei confronti della natura, ma anche della vita stessa, no? Ecofilia poi ha questo significato. E spero che entri proprio nel nostro DNA cognitivo questa esigenza di stare all'aperto, che ci sia un grande investimento che non vuol dire investimento economico, ribadisco, ma vuol dire proprio volerci stare, voler pensare in un altro modo, voler agire, voler dare vita a delle pratiche educative, qualcosa di molto concreto che ha bisogno di volontà, di crederci, ma che ci catapultino in un futuro che, come dicevi tu, è oggi in realtà. Cioè il futuro lo costruiamo adesso, in questo momento, con le azioni che facciamo adesso. Non è un investimento in un domani indeterminato. È adesso che questi bambini ne hanno bisogno e che tutti noi ne abbiamo bisogno. Sì, anche perché questa è una progettazione che noi stiamo portando avanti a costo zero, zero, Lo dico per gli insegnanti che eventualmente sono in contatto adesso. Noi non abbiamo un finanziamento né da PON né da fondazioni, da nulla. Abbiamo pian pianino rosicchiato qua e là qualche soldino di qualche regalino che viene fatto. In 3 anni ci siamo arredati completamente, più qualche cosina di personale, ma insomma così. Con 3.000 euro abbiamo fatto completamente una scuola, da zero. Da zero. E anche senza i mobili, un insegnante che non ha la laurea, che non ha i soldi e che ha anche qualcuno che rema contro, può fare assolutamente quello che ritiene. Io dico sempre, se altre persone possono dire
studiami da pagina 25 a pagina 28, che domani ti interrogo, io posso tranquillamente, io o noi possiamo dire tranquillamente, usciamo dalle 9 alle 12 e andiamo a scoprire il grande libro della natura, no? Le meraviglie, no? Non insegnate ai bambini, insegnate soltanto le meraviglie della vita, ma che sono poi chimica, fisica e biologia, che sono funzioni. Non è che stiamo lì a guardare semplicemente i soffioni che lasciano i loro semi. Si entra dentro alla biologia, si entra dentro alla chimica, però sono esperienze, come dicevi tu, ti entrano sotto la pelle, fanno parte di un bagaglio sensoriale e cognitivo, e quelle non te le tiri più fuori. È arrivata una domanda, dice se dal nostro Giorgio Sarto, grazie. Si dice che i genitori italiani siano particolarmente protettivi verso i figli. C'è un cambiamento in questo? Sì, sì, fantastica è stata. Abbiamo avuto 2 o 3, gran parte vengono perché sanno già di che morte devono morire, per cui arrivano già agguerriti con i bambini col cappello piumato in testa, eccetera. Ma qualcuno viene vestito da fatina il primo giorno, fatina da principino col farfallino. Avevamo dei bambini che in prima elementare non riuscivano a cambiarsi la scarpa stando seduti, nel senso che cadevano rotolando. Puff, talmente erano abituati a essere vestiti e svestiti dalle mamme o dalle nonne. Beh, dopo, stiamo larghi 2 mesi, ma secondo me era neanche solo un mese, facciamo larghi 2 mesi, io me li sono trovati nel bosco, e bambine che inciampavano, sapete, in quelle radici che rimangono attaccate nei 2 posti che fanno una specie di staffa, incastravano il piedino, frigna, dopo un po', guarda che roba, ho fatto la capriola, mi sono fatto la corallina. E i genitori felici ed entusiasti che ce li vedono arrivare, non particolarmente graffiati, ma con i bambini felici di quello che hanno imparato e che progressivamente imparano una propicezione. Anche lì, non è che ne vogliamo fare dei Rambo da bosco, no, anzi, assolutamente, più dei Toro da natura e da camminare nel bosco, però imparano una propicezione eccezionale che vale anche per i bambini con disturbi specifici di apprendimento, perché nel trovare equilibri, nel gattonare, nell'arrampicarsi sopra gli alberi, lì c'è tutta la motricità fine, no? La presa su una matita che magari è a pugno all'inizio, oppure che viene il tratto che è delicatino, ma perché ti mancano proprio i muscoletti nelle mani, perché hai sempre toccato spugnette e play-doh, ma dopo che ti devi... Noi sappiamo che poi i bambini funzionano, diciamo, noi tutti sappiamo che funzioniamo, che dobbiamo prima colmare certi bisogni per dare spazio ad altri, quindi se non ho Certo, mai avuto la possibilità di arrampicarmi, di graffiarmi, manipolare. di strappare, di correre, di inciampare anche, perché anche quella è un'opportunità che non va negata. Non è solo un'opportunità, cioè Non è il riesco a... cadere e rialzarsi, è metaforico. Quindi posso concentrarmi su altro quando mi sono potuto esprimere, ho potuto vivere appieno queste fasi dell'inciampare, del rialzarsi, dell'arrampicarsi, del sentire la corteccia dell'albero sul palmo della mano. Grazie Giampiero, è Voi? stato bello dialogare con te e mi porto a casa da questo incontro di oggi quell'insight, quell'incontro che abbiamo avuto quando io ho parlato di portare fuori e tu hai detto sì, è proprio l'essenza dell'educazione, quindi Sì. portare fuori in natura, portare fuori la natura di un bambino. È stato veramente un bel incontro di linguaggi e di esperienze. Grazie veramente mille a voi. Non solo una bella opportunità, ma secondo me appunto è prezioso il servizio che voi state facendo e l'opportunità che date non ai relatori, ma a tutta la comunità intorno, a quella di chi fa riferimento a voi. Insomma, è raro trovare l'attenzione così grande verso queste 2 tematiche così intrecciate, ma che non sempre vengono lasciate coinvolgersi.
Bene, grazie, a presto e in bocca al lupo per il progetto di campus estivo all'aperto e a tutti noi per proseguire queste iniziative con forza, con determinazione. Lunga vita al lupo e in bocca Viva al il lupo lupo! anche a voi. E ciao a tutti voi che ci Grazie a avete tutti. ascoltato. Ciao.